e per la terza serie 400 stile libero assoluti maschi, in corsia 1 Alessandro Nicastro, alla 2 Luca Pezzotta, in corsia 3 Robert Dall'Ora, alla 4 Marco Rolla, alla 5 Davide Falchi, 6 Massimo Turini, 7 Federico Zanetti, 8 Filippo Cereda. Zeno Tecchiolli in corsia 4, Matteo Lamberti in corsia 3. (58,66 per Alessandro Sprediglieri). Dunque in corsia 5 Alessandro Sprediglieri, alla 4 Zeno Tecchiolli, in corsia 3 Matteo Lamberti che è accreditato di un 4:02,44 ottenuto al meeting Azzurri d'Italia di Travagliato. Il passaggio relativo ai 200 metri a metà gara, quindi Sprediglieri, anzi Mauri è passato al comando, Davide Mauri 1:59,09. E siamo dunque al 2:30,56 di Davide Mauri che conduce la prova ai 250 metri. Prossimo passaggio ai 300 metri. In precedenza Matteo Arioli ha vinto la sua serie in 4:14,23. Passaggio ai 300 metri, 3:02,23 per Davide Mauri difende i colori del team Trezzo Sport. Ultime due vasche di gara. E dunque 3:34,21 Davide Mauri, 3:35,24 Matteo Lamberti che si è portato in seconda posizione. E ormai siamo alla vasca conclusiva, 375 metri la virata, con Davide Mauri in corsia 6, Matteo Lamberti in corsia 3 per la seconda piazza, e dunque 4:04,62 per Mauri, 4:05,86 Lamberti, 4:06,27 Alessandro Sprediglieri.